Benvenuti amici sportivi, il vostro solito Claudio Cina Costanzo per le telecamere della Wii Sport, qui per voi dal campo comunale di Santa Teresa a raccontarvi Ionica contro Città di Messina, partita valevole per la 25esima giornata del campionato di giovanissimi regionali Girone C, 10ª giornata del girone di ritorno. Città di Messina reduci da 3 vittorie consecutive che l'hanno proiettata in alto lassù nella seconda posizione in classifica, a inseguire a 8 lunghezze dalla vetta la Free Time. Ionica invece che è invischiata nelle zone basse a quota 26 punti e reduce da un turno di riposo. Città di Messina nell'ultimo turno ha vinto in casa 3-0 con la Folgore che si schiera con la squadra al completo. Tutto sembra pronto, arbitra il signor Frassica della sezione di Messina. Si può cominciare con Lombardo che appoggia per Andò. Città di Messina in classica divisa giallorossa che attaccherà da sinistra verso destra in questa prima frazione di gioco, qui subito con Majorana che lancia Andò che è una freccia. Andò di nuovo per Majorana, tutto solo davanti alla porta e Nicola Majorana dopo appena 5 minuti di gioco firma l'1-0 per il Città di Messina. Partita in discesa, bellissima azione in verticale dei ragazzi di mister Fiumara, sblocca subito il risultato, ma la Ionica non si perde d'animo. Qui con questo calcio d'angolo di Gaeta, la palla fuori per Pellizzeri e Merlino si deve esaltare ancora una volta il giovane capitano del Città di Messina, leva un pallone dal 7, qui Uscenti, palla in avanti per Branca, ma ancora una grande chiusura di Simone Lopresti che sta prendendo confidenza con il proprio compagno di reparto Gualberti. Qui per ora si accende questo giocatore, Gaeta, il lancio lungo, non si intendono rischiare in Merlino, si inserisce Centorrino ed è il pareggio della Ionica. Dopo appena 12 minuti pareggia la Ionica con questo fraintendimento della difesa giallorossa. E vediamo qui tutta la gioia dei giovani ragazzi di Santa Teresa. Città di Messina però non si perde d'animo, calcio d'angolo, la palla finisce sulla testa di Lombardo che per un soffio non festeggia col gol la fresca convocazione in rappresentativa regionale. Qui però ancora Gaeta, semina il panico, Gaeta col destro e ancora Merlino che si distende sulla sua destra. Veramente tecnicamente un giocatore di un'altra categoria. Vediamo qui ancora Gaeta che serve il proprio compagno Uscenti, Uscenti col mancino però strozza il pallone e finisce abbondantemente largo alla destra della porta, difesa da Fabrizio Merlino. Ancora Ionica che in questo primo tempo sembra averne di più, qui ancora con Uscenti per Gaeta, taglio centrale ma ancora Merlino è attentissimo e si fa perdonare ancora una volta l'errore in compartecipazione con Risitano sul pareggio della Ionica. Qui ora fallo di Basile su Lombardo, stranamente l'arbitro alza la mano per decretare punizione a 2, si presenta sul punto di battuta lo specialista Nicola Majorana, l'arbitro fisco, Majorana prende la rincorsa, il pallone si spegne sotto la traversa, deviato dal portiere e il Città di Messina si riporta in vantaggio ancora una volta con Nicola Majorana, questa volta sul calcio piazzato. Riapprezziamo che bel calcio del giovane centrocampista in forza al Città di Messina e finisce così il primo tempo. Città di Messina a riposo con un gol di vantaggio nonostante la sofferenza. Infatti vediamo come mister Fiumara ha ancora qualcosa da dire ai suoi giocatori che non sono riusciti a mostrare il solito gioco fluido, palla a terra. Intanto con l'ausilio della nostra regia passiamo alla seconda frazione di gioco. Ionica che cerca ancora di mettere pressione e crede nel pareggio. Qui scambio delizioso, Andò per Majorana, Majorana torna per Andò, strozza il tiro ed è preda facile di Rizzo, giovane portiere della Ionica. Ora calcio di punizione per la formazione bianco-blu, se ne incarica Gaeta, Gaeta col collo esterno, il suo destro si spegne d'un soffio alto, la porta difesa da Merlino, dimostra di avere anche discrete capacità balistiche il giovane Riccio Luto, numero 10 e capitano della Ionica. Qui però si consultano Saccà e Fiumara
decidono di prendere provvedimenti, esce Catalano per far spazio al giovane Carmelo Roberti. Qui però ancora Gaeta a imperversare, supera un avversario, forse la palla uscita, non per l'arbitro, lo ferma Risitano e l'arbitro sventola in faccia il primo cartellino giallo. Qui ancora Risitano, intercettato il suo pallone, Risitano con una spallata su Pellizzeri, l'arbitro non ci pensa due volte e mette di nuovo mano al cartellino dopo appena 2 minuti da quello precedente e manda Alberto Risitano anticipatamente negli spogliatoi. Città di Messina ora in 10 per questi ultimi 10 minuti di gioco che saranno di fuoco. Qui Turiano cerca di mettere in mezzo il pallone, Gaeta rinfalla la prima volta, ancora Gaeta col mancino, che capacità di calcio. E dopo questo tiro chiederà il cambio il giovane capitano della Ionica. Buone notizie per il Città di Messina, che ora dovrà far quadrato e saper soffrire in questo finale. Qui è delizioso la diagonale di Cristian Villari, fase concitata del match. Ora Roberti si invola tutto solo davanti a Rizzo, Rizzo lo ferma con un calcione incredibile e pareggerà il numero di uomini. Anche Rizzo a 1 minuto dal termine nel recupero lascia i suoi in 10 e senza portiere. Per aver terminato i cambi viene allontanato anche l'allenatore della squadra avversaria per proteste. Città di Messina che ora può tirare un sospiro di sollievo alla battuta il solito specialista Nicola Majorana, che calcia in porta e fa 3-1 e tripletta. Che giornata per Nicola Majorana, secondo gol sul calcio da fermo, terzo quest'oggi, esultanza alla Pogba e altri 3 punti fondamentali portati a casa, e lui l'uomo del giorno. Si spengono così le speranze della Ionica, triplice fischio, Città di Messina con 12 punti nelle ultime 4 giornate, che sale a quota 45 punti, sempre più in alto qui nella classifica del girone C. E allora, con le solite esultanze e baci del fantastico signor Sacca, vi salutiamo anche noi. Da Claudio Cina Costanzo è tutto, alla prossima! Sfondate il tasto mi piace!